Non andavano da nessuna parte, andavano solo a giocare per fare quello che volevano fare. Quello più grande cominciava a lavorare oggi. Ha firmato il contratto ieri per cominciare a lavorare oggi. Bassiru era atteso al lavoro questa mattina, oggi sarebbe stato il suo primo giorno in cantiere. Lo dice con orgoglio papà Abdullaye, che i suoi due figli, Bassiru e Fallù, li ha visti l'ultima volta uscire dalla loro abitazione di Sant'Andrea di Barbarana per andare a giocare in un caldo pomeriggio d'estate. Non vanno da nessuna parte, senza dirmi che papà dobbiamo andare a queste parti. Ieri sono usciti fuori quasi un'ora, sono andati verso le 5:30, dobbiamo andare a giocare pallone. In casa Bob, accanto a mamma Tal, ci sono le amiche, è un via vai anche di vicini di casa. In mattinata sono arrivati anche i loro coetanei che erano in acqua assieme a Bassiru e Fallù e al terzo fratello Saliù. Poi io ero con loro, non ho visto cosa è successo. Ma era la prima volta che facevate il bagno sul Piave? No, Quindi è un fiume che conoscete? ci siamo spostati un attimo più in là, a nord, credo, e abbiamo sentito la corrente più forte, volevamo uscire ma la corrente ci tirava dentro. Poi Fallu, che era più piccolo, non riusciva a uscire. Lui l'aveva tirato ma si era abbassato un attimo, quindi credo che si fosse fatto male alla gamba o qualcosa del genere e la corrente l'ha ritirato dentro. Un fiume a loro caro, conosciuto fin da bambini, di cui non avevano compreso però la pericolosità. Nessuno di loro sapeva nuotare bene. Fanno vedere con orgoglio le foto dei ragazzi. Papà Bob parla di destino. Il suo obiettivo ora è pensare alla loro sepoltura in Senegal. I fratelli fanno più fatica, le parole escono a malapena. Loro erano gli unici che mi ascoltavano e scherzavano con me. E anche non... Gli vuoi bene? Sì, Non riesco ancora a crederci che sono morti. Sono nel cielo? Sì. Credo bene che sono in cielo perché sono i ragazzi molto straordinari.